Ladri in azione a Treviso, razzia nell'appartamento di una giovane coppia, portati via anche i soldi messi da parte per il matrimonio, rabbia e lacrime per il furto. Coronavirus, revocato l'isolamento domiciliare per i 2 casi seguiti nei giorni scorsi nella Marca e già definiti non sospetti. Per la donna, tampone negativo, per il bimbo nessun sintomo. Intanto stamane a Venezia il vertice regionale indetto dal governatore Zaia con il direttore delle ULSS ha confermato il lavoro della task force. Un solo caso sospetto, un cittadino brasiliano a Verona, ma i test sono negativi. Il diario della Cina nei giorni dell'epidemia del coronavirus è quello di un giovane trevigiano che vive a Pechino e racconta su Facebook la vita in un paese isolato dal mondo. PM10, gennaio appena concluso è stato uno dei peggiori di sempre nella Marca, già 29 sforamenti, quasi raggiunto il limite di legge annuale. Oggi intanto la biciclettata per chiedere una nuova pista ciclabile e contro il Teraglio Est. Scoppia la bufera politica dopo la visita a fabbrica dei 4 giovani fondatori del movimento delle sardine. Non provate a strumentalizzarci, la loro risposta. Al Teatro Accademia di Conegliano, premiazione delle scuole vincitrici del concorso della Carta Etica dello Sport, riconoscimento per i ragazzi dell'ente di formazione Irigem, premiati dalle Pantere dell'Imoco Volley. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Tornano i furti in primo piano questa sera nel nostro telegiornale perché ci sono ancora una volta i ladri in azione nella periferia sud di Treviso. Ieri sera ladri che sono entrati nell'appartamento di una giovane coppia e c'è rabbia e anche lacrime perché sono stati portati via anche i soldi, una parte dei soldi che servivano per l'imminente matrimonio dei giovani ragazzi. Molto dura, tutto sommato. Scusi. Non riesce a trattenere le lacrime raccontando ciò che le è successo. Carol Lerime vive con il compagno in un appartamento a Canizzano. Nel tardo pomeriggio di ieri, mentre erano entrambi fuori, la casa è stata visitata dai ladri. A fare la brutta scoperta è proprio Carol, di rientro all'ora di cena. Il primo sospetto sulla porta d'ingresso, trovata chiusa ma senza mandate. Poi dentro la vista del caos e l'assenza di un paio di salvadanai spariti dalla cucina. Subito appena arrivata ho suonato il mio vicino di casa che mi ha aiutato a entrare perché da sola non me la sentivo e abbiamo visto. Dopo la fatalità è arrivata la vicina di casa, l'altra, e insieme siamo andati in punto a vedere dove erano arrivati. Mobili e cassetti aperti, indumenti e oggetti personali sparsi ovunque. Nei progetti dei 2 giovani, 23 anni lei, 25 lui, anche le nozze già fissate per il prossimo giugno. In casa quindi anche soldi in contanti per far fronte alle varie spese in vista del matrimonio, finiti anch'essi nel bottino dei ladri. Hanno portato via 2 anelli, un braccialetto, poi qualche soldino perché per fatalità appunto ci sposiamo qua a giugno e dovevamo pagare qualcuno, 2 giubbotti, ci hanno aperto la porta del balcone dietro perché per fatalità della stanzina sono entrati dal terrazzo. Le impronte sul muro indicano la via seguita dai ladri che si sono arrampicati servendosi dei tubi del gas. Dal terrazzo sono entrati in casa scardinando gli scuri e la porta finestra. Oltre ai danni materiali e ai soldi per il matrimonio, la violazione della propria intimità. Quando si prova sulla propria pelle è proprio devastante, molto psicologicamente soprattutto. Anche non è più per che hanno ribaltato tutto, è più per le cose personali che hanno portato via. Quello sì, tantissimo. Adesso invece la questione coronavirus. Iniziamo con una notizia importante per la Marca perché è stato revocato l'isolamento domiciliare precauzionale in merito ai 2 casi seguiti, lo ricorderete, nei giorni scorsi nella Marca e già definiti non sospetti, ovvero il caso dell'imprenditrice di 50 anni e del bimbo di 4 anni. Per la donna, che aveva manifestato un quadro febbrile in assenza però di problemi respiratori importanti, è giunto oggi pomeriggio dall'Istituto Spallanzani di Roma l'esito negativo della ricerca del coronavirus. Il caso quindi è chiuso. Per il bambino l'evoluzione del quadro clinico ha consentito di riclassificarlo come asintomatico e dunque non più necessitante di isolamento domiciliare. Intanto stamane a Venezia il punto sulla situazione coronavirus in Veneto con il vertice indetto dal governatore Zaia. In assenza di sintomi e di temperatura corporea le linee, le direttive che ci sono non sono assolutamente corrispondenti al fatto di dover chiudere scuole o allontanare i bambini.
Questo è il contenuto della circolare ministeriale che sarà diffusa nelle prossime ore e che il governatore Zaia ha anticipato nel fare il punto dell'emergenza coronavirus accanto ai direttori generali delle ULSS regionali. Sono tanti anche in Veneto i genitori che non si fidano a mandare i figli a scuola, soprattutto se in classe ci sono compagni cinesi rientrati dalla Cina dopo il Capodanno, in assenza di sintomi come febbre o problemi respiratori, quindi nessuna preclusione, le scuole venete devono accogliere tutti. Nei giorni dell'emergenza planetaria la Regione lancia così un duplice messaggio, no alla psicosi, ma allerta massima sul fronte della prevenzione con una vera e propria task force. La sanità c'è la sanità, abbiamo un'organizzazione tale per cui siamo in grado di affrontare anche questa novità di questo coronavirus in virtù del fatto che in passato abbiamo fatto scelte organizzative che oggi ci permettono di dire che la task force funziona e che gli hub provinciali, gli ospedali provinciali hanno il reparto di malattie infettive che entra assolutamente in questa organizzazione. Lo stesso Zaia è in contatto con il commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli, che collegato al telefono si è concentrato sull'organizzazione di ponti aerei anche per il rientro dei veneti ora in Cina, un numero che non è al momento quantificabile. L'idea dei ponti aerei è un'idea che io ho subito ricordato al Presidente Conte e al Ministro della Salute che era qui in Speranza. E all'emergenza sanitaria si aggiungono anche i timori per l'economia, vale per le imprese venete che hanno interessi in Cina e a maggior ragione per Venezia, dove cresce la paura di un crollo delle presenze per il carnevale. Dopo l'alluvione, ad esempio, Venezia rischia di subire un ulteriore arresto anche con questa partita. Proprio il commissario straordinario Borrelli, nelle ultime ore Angelo Borrelli ha detto a Roma non c'è oggi in Europa e in Italia una condizione tale che possa far ipotizzare una chiusura delle frontiere. Sarebbe una misura veramente assurda, l'ha detto appunto Borrelli, sottolineando che si sta comunque lavorando, e l'ha detto Cristian Alboiti nel nostro servizio, per capire come potenziare i controlli sui treni e auto in arrivo nel paese. Intanto risultano negativi gli esami sul dipendente dell'albergo di Verona che ha avuto contatti con la coppia cinese ricoverata a Roma, e questa sì con il contagio del coronavirus. Sempre a Verona si registra però l'unico caso sospetto, l'unico vero caso sospetto in Veneto. Anche qui però i test sono negativi. Facciamo il punto con il prossimo servizio. La situazione attualmente è assolutamente tranquilla, non abbiamo casi. Avevamo un caso sospetto segnalato che è stato valutato con l'invio dei tamponi allo Spallanzani e l'esito è negativo. Non ha sviluppato coronavirus l'unico caso sospetto registrato in Veneto. Si tratta di un brasiliano rientrato nel veronese dopo un mese di permanenza in Cina. Per essere definito sospetto, ai fini dell'attivazione del protocollo sanitario, un soggetto non solo deve arrivare dalla Cina, ma presentare febbre superiore o uguale a 38 e dispnea, ovvero respirazione alterata e sofferente. In ogni caso le strutture sanitarie del Veneto stanno monitorando una casistica molto variegata e che riguarda anche persone rientrate sì dalla Cina ma con malesseri generali e lievi. Comunque in questo momento abbiamo anche, se la persona che presenta il criterio epidemiologico non ha proprio tutti i sintomi, comunque viene presa in carico e valutata singolarmente se può o meno rientrare nella definizione di caso sospetto. E tra questi casi rientra il dipendente dell'albergo di Verona che ha avuto contatti con la coppia di turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma per il coronavirus. Prima di raggiungere la capitale, la coppia aveva soggiornato nella città scaligera il 23 e 24 gennaio. Questa persona sta bene e comunque per 14 giorni dall'esposizione, quindi ne sono già passati 7, naturalmente controllerà la temperatura, se ha dei sintomi si rivolge subito ai sanitari. Più in generale restano i consigli di sempre, utili anche per l'influenza stagionale, come lavarsi le mani o evitare luoghi chiusi e affollati. Certo, proprio la concomitanza con il virus di stagione non aiuta. È chiaro che si va ad accavallare con l'influenza tradizionale che avrà il prossimo picco nei prossimi 10 giorni. Massima attenzione, massima allerta, i medici di medicina generale sono informati e saranno loro eventualmente a indirizzare le persone. Il diario dalla Cina nei giorni dell'epidemia del coronavirus è quello di un giovane trevigiano che vive a Pechino, nella capitale. Ciao a tutti, mi chiamo Giandomenico Padovan e vivo a Pechino da circa 5 anni e mi occupo di cultura, di progetti culturali, scambi culturali tra la Cina, l'Italia ed altri paesi europei.
31 anni, originario di 7 comuni, frazione di Preganziol, Giandomenico Padovan vive a Pechino e racconta su Facebook la situazione nella capitale della Cina nei giorni dell'epidemia, una megalopoli semideserta. Gli autobus che passano, perché ne passano comunque tantissimi anche sotto casa dove abito io, e ci sono pochissima gente dentro, 3, 4, 5 persone, o alcuni viaggi sono completamente vuoti. Sì, le persone preferiscono principalmente stare a casa e non uscire, appunto, per la paura del contagio. Negozi, ristoranti, caffetterie sono chiusi o hanno ridotto l'orario, pochissima gente in giro, tranne che nei supermercati, dove tutti indossano la mascherina, addirittura antigas. Generi alimentari in abbondanza, scrive Padovan, ma esaurito reparto disinfettanti. L'unica misura restrittiva che ho visto in questi giorni riguarda i gruppi condominiali, in cui hanno bloccato gli accessi. Questo è uno dei punti d'ingresso del condominio e hanno stabilito dei controlli, infatti, come si vede, dove ognuno deve registrarsi per entrare. Questo è uno degli ingressi del gruppo condominiale pedonale, come si vede è stato chiuso, e a fianco hanno anche posizionato giustamente dei cartelli per ricordare i nomi comuni di igiene. Torneremo a parlare di coronavirus nella pagina di Belluno. Adesso restiamo però in tema sanità, della nostra salute, ma parliamo del PM10 con il gennaio appena concluso, uno dei peggiori di sempre nella Marca. L'aria che tira per tutto gennaio è stata irrespirabile. Quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato un mese da incubo sotto il profilo di smog e polveri sottili. Scorrendo i valori di PM10 registrati dalla centralina ARPAV di via Lancieri di Novara, ci troviamo di fronte ad una sfilza di dati oltre il valore limite giornaliero di 50 microgrammi al metro cubo, che segna il confine tra aria buona e scadente. Su 31 giorni gli sforamenti sono stati addirittura 28, il 90%. Breve tregua solo per 3 giorni, tra il 19 ed il 21 gennaio, quando la pioggia è riuscita laddove hanno fallito numerosi blocchi la circolazione, concedendo una veloce boccata d'ossigeno. Per il resto, il cielo sopra Treviso è stato una camera a gas. Se non da record, sicuramente tra i peggiori di sempre. Con i suoi 28 giorni di aria cattiva, il gennaio 2020 infatti supera i 17 di quello dell'anno scorso, i 14 del 2018 e i 20 del 2017. Una contabilità pesante che non fa ben sperare anche in rapporto al numero massimo di sforamenti consentiti per anno, 35. Se a gennaio ce ne siamo già giocati 28, vuol dire che da qui a fine anno, per rispettare l'obiettivo, il complesso equilibrio tra emissioni inquinanti e meteo dovrebbe essere così virtuoso da limitarsi ad appena altri 7 giorni neri, una missione praticamente impossibile. Lo smog, ma anche le polemiche sul Terraglio Est, i temi della biciclettata di protesta e di proposte in scena nel pomeriggio a Treviso. Biciclettata di protesta e proposta sabato pomeriggio con partenza a Cassugana. Proposta per un nuovo tratto di pista ciclabile e protesta per la qualità dell'aria, ma anche per il riavvio dell'iter di completamento del Terraglio Est. Noi da sempre abbiamo avuto una posizione contraria al Terraglio Est perché sia consuma territorio rimasto ancora vergine e non è moltissimo, sia perché si incunea in un'area che è già pesantemente antropizzata e dove sono presenti tutta una serie di servizi sovracomunali. Per i manifestanti il futuro deve puntare ad una viabilità diversa per le città. Questa manifestazione vuole essere soprattutto una manifestazione a favore di qualcosa, a favore di una mobilità diversa, a favore di una mobilità dolce, a favore di una mobilità che sposti quote di traffico dalle 4 ruote alle 2 ruote. A supportare politicamente le motivazioni di questi cittadini il Partito Democratico Trevigiano. Si rischia di creare un'altra colata di cemento con prezzi anche costi elevatissimi e si poteva tranquillamente evitare. Qual è l'alternativa? Perché è facile contestare, però bisogna avere anche delle altre idee. Sì, noi quando eravamo in amministrazione avevamo avviato dei contatti con Veneto Strade proprio per la liberalizzazione della 27 del casello tra
nord e sud di Treviso, con dei costi sicuramente inferiori, ma soprattutto non era necessario creare questa opera che, ripeto, è contro l'ambiente e contro la salute dei cittadini. Noi abbiamo già sensibilizzato i nostri consiglieri regionali, però facciamo appello anche alla sensibilità e alla coscienza dei consiglieri tutti quanti, a prescindere dal colore politico, perché qui è una battaglia per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei cittadini. Adesso la bufera politica, dopo la visita a Fabbrica, il quartiere generale creativo dei Benetton, da parte dei 4 fondatori delle Sardine. È bastata una foto pubblicata sul profilo Facebook di Fabbrica, l'officina creativa fondata da Luciano Benetton ed Oliviero Toscani, a scatenare la bufera politica, già perché i 4 giovani visitatori immortalati nel giardino della Villa Catena di Villorba sono i 4 fondatori del Movimento delle Sardine. I primi a scatenarsi sono i 5 Stelle. Vanno in pellegrinaggio dai Benetton, noi certi mondi li abbiamo sempre combattuti, scrive il viceministro Stefano Buffagni. Seguono a ruota Giorgia Meloni, le Sardine alla corte di Luciano Benetton, capo della famiglia che controlla Atlantia ed Autostrade. Finisce nel ridicolo la favola del movimento popolare spontaneo e alternativo ai poteri forti, twitta la presidente di Fratelli d'Italia. Ironico il governatore Toti: sarà divertente il momento in cui il Movimento 5 Stelle farà l'alleanza con il PD e le Sardine in Liguria, Sardine in posa con il signor Benetton, il capo della famiglia che controlla Autostrade ed Atlantia, al centro del dibattito sulla revoca delle concessioni. Non abbiamo pensato che quella foto sarebbe stata strumentalizzata per associare le Sardine ai poteri forti, ribattono i 4 giovani fondatori delle Sardine. Siamo andati a visitare Fabbrica, un centro di formazione per giovani comunicatori che ospita ragazzi e ragazze da tutto il mondo, mettendo a disposizione borse di studio e lavoro. Quando i ragazzi ci hanno chiesto di fare una foto di gruppo, ci è sembrata una richiesta legittima, scrivono, ed il polverone politico si solleva anche a Treviso. La famiglia Benetton è libera di incontrare chi vuole, però non venga fuori che oggi si sono incontrati 4 giovani talentuosi e basta. Quello delle Sardine è un movimento politico, specie dopo quello che è successo in Emilia-Romagna, bisogna dire quello che è. Io non sono neanche contrario alla cosa, visto che le Sardine hanno passato mesi e mesi a incontrarsi in piazza per urlare il loro odio contro Salvini, contro la Lega, contro la destra. Magari adesso, dopo l'incontro in un'azienda con il mercato del lavoro, avranno anche elaborato qualche tema da proporre all'Italia. Non ci vedo nulla di male, è un incontro in una delle più importanti realtà italiane ed europee delle arti, della comunicazione, design, e che riesce ad attrarre cervelli da tutta Europa, e quindi penso che sia stato un incontro positivo. Poi dopo, se è passato Luciano Benetton per conoscerli, secondo me va a confermare l'interesse del signor Benetton verso le nuove generazioni, verso le nuove forme di politica contemporanea. Intanto proprio nel PD continua la discussione interna con il segretario cittadino che prende posizione contro i dissidenti. Come sta il PD trevigiano? Sta in salute, abbiamo fatto la festa democratica, abbiamo fatto moltissime iniziative e adesso siamo impegnati sulle regionali. Giovanni Tonella risponde così ai dissidenti all'interno della segreteria cittadina. Piena attività rinfrancata dei risultati delle regionali in Emilia-Romagna. Con Andrea Zanoni abbiamo tante cose in termini di proposte di miglioramento dell'azione di governo della regione da avanzare. Tonella conferma come sia in atto un rinnovamento della segreteria. Adesso siamo in una fase di ristrutturazione dovuto al fatto che una parte del partito è uscita a causa della scissione di Renzi. C'è una nuova fase di apertura verso gente di sinistra, civica, progressista che si sta avvicinando al partito. C'è il progetto di Zingaretti da mettere in atto, di avvicinamento, di apertura, di ricostruzione, di rifondazione, e noi siamo impegnati per questo. Per Tonella non è più tempo di faide partitiche, ma di proposte unitarie. Se ci sono persone che vogliono lavorare dal basso, costruire relazioni, hanno la piena agibilità e apertura nel partito. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Da Treviso ripartiamo con l'omaggio della città, oggi pomeriggio alla famiglia Botter. Cos'è stata la famiglia Botter per Treviso?
Pensiamo un'attività ultrasecolare, no? Con il capostipite Girolamo Botter che aiuta Bailo a staccare gli affreschi con le storie di Sant'Orsola da Santa Margherita 1883. Commisso lo definisce il rabdomante degli affreschi. In realtà lui sapeva dove andare a cercare, è lui che scopre diverse facciate e le restaura. Memi, secondo me, era forse anche più bravo del papà perché aveva anche lui aveva studiato, aveva fatto l'accademia, quindi aveva tutto quanto un suo percorso, ma per umiltà di figlio non ha mai voluto superare il padre, è sempre stato un passo indietro. Questi sono stati i Botter per Treviso, città che li ha ricordati nel primo giorno di febbraio con un pomeriggio di studio nel Palazzo dei 300 che Mario e Memi hanno salvato. A loro la piazzetta del museo che custodisce molte delle opere che l'esperienza, ma soprattutto la loro perseveranza hanno salvato. Un'area che si è arricchita delle loro ombre, modellate dall'arte di Mario Martinelli. Di fronte al museo di Santa Caterina Mario, sulla scala, come generazioni di trevigiani ricordano, soprattutto dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo il salvataggio degli affreschi del Palazzo dei 300. Che lui a suo rischio, a sue spese ha salvato, è riuscito a non far demolire la parte che era rimasta in piedi del Palazzo dei 300. Per Memi la scopertura di questa targa con uno spazio lungo via Santa Chiara che sarà visibile ai cittadini e ai turisti, ma anche, quasi come un insegnante, agli studenti all'interno del liceo artistico che in questo 2020 compie il mezzo secolo dalla sua apertura a Treviso. Conegliano con la premiazione delle scuole vincitrici del concorso sulla carta etica dello sport veneto, un riconoscimento anche per i ragazzi dell'ente di formazione Irigem. Sono state accolte così le campionesse del mondo di volley dell'Imoco Conegliano. Madrina quest'anno della cerimonia di premiazione del concorso indetto tra tutte le scuole della regione dedicato alla carta etica dello sport veneto, che si è tenuta venerdì al Teatro Accademia nella città del Cima. La carta etica dello sport è prevista dalla nostra legge, ma è per noi un pilastro perché vuole trasmettere i valori sani, positivi dello sport a tutti coloro che fanno sport e in particolar modo ai giovani, alle scuole, ai ragazzi. Per questo abbiamo creato questo concorso di rappresentare i contenuti della carta etica in un bellissimo libro a fumetti. Tra i fumetti premiati quest'anno quello realizzato dai ragazzi dell'ente di formazione Irigem di Rosà dal titolo In bilico tra il bene e il male, con questa motivazione. Per la creatività nella rappresentazione dei personaggi e nel proporre dei contenuti perfettamente coerenti con l'articolo della carta etica dello sport. Curiosità per il lavoro proposto anche dai Papu, che quest'anno hanno presentato la manifestazione. Chi ha avuto l'idea di disegnare solo gli occhi? Perché per risparmiare? Il profilo non mi viene, faccio solo gli occhi. No, che comunque utilizzando solamente i visi era per far capire le emozioni e gli stati d'animo e perché ognuno può essere il protagonista della propria storia. Gli occhi sono lo specchio dell'animo. Applausi per i ragazzi della sezione multimediale dell'Irigem che hanno ricevuto oltre agli attestati anche un premio in denaro che servirà a realizzare un loro sogno. Vogliamo finanziare una squadra di volley. No. Li regalate al Presidente. È finanziare un'uscita didattica a Roma a Cinecittà. Ah però. Ma €500 mangiateci qui. Complimenti, brave. Ancora Conegliano un altro premio, ma stavolta parliamo di riciclo. Ho ascoltato con attenzione tutte le presentazioni che hanno fatto i vari bambini, i ragazzi, e devo dire che il messaggio che noi ci eravamo proposti, cioè quello di riutilizzare i materiali, sicuramente è stato raggiunto. Anche quest'anno per Decora il Natale i bambini della Marca hanno colpito nel segno. I bambini delle scuole hanno utilizzato per i loro alberi solo materiali di recupero, bottiglie, tappi, forchette, manifestando un impegno reale per la tutela dell'ambiente. Per noi è importante far passare questo messaggio del riuso, del riciclo, perché nel tempo si è purtroppo perso, e ho capito che i ragazzi questo lo hanno percepito e spero che lo portino poi a casa nelle loro famiglie. Il nuovo regolamento dell'iniziativa inoltre richiedeva ai concorrenti di presentare l'opera accompagnata da un messaggio contenente un'azione ecologica concreta da collocare sotto l'albero di cartone come se fosse un dono speciale per il pianeta. Un modo per fermare i cambiamenti climatici e trasformare i buoni propositi di ciascuno in pratica. Abbiamo deciso
che quando festeggeremo i nostri compleanni useremo posati in acciaio anziché in plastica. E di impegni concreti, soprattutto raggiungibili, i ragazzi ne hanno presi molti facendo ben sperare. Dalla promessa di non avanzare più cibo sul piatto a quella di eliminare dalla quotidianità gli oggetti usa e getta, fino alla realizzazione di un originale progetto per la raccolta di medicinali inutilizzati per i più bisognosi. Partenza con numeri in crescita per l'11° campionato regionale di Karate FIC, Federazione Italiana Karate, che ha portato a Maseri in provincia di Treviso la prima delle 3 tappe stagionali. La gara a punti, che quest'anno ha raggiunto il numero di 800 atleti, non ha disatteso le previsioni, animando il Palamaser con la partecipazione di 40 società sportive giunte anche da fuori regione. Le prossime tappe previste a Sedico e a San Martino di Lupari. Il punteggio complessivo delle competizioni regalerà il titolo ad atleti e società. E adesso la pagina delle notizie da Belluno. Allora, come anticipato, torniamo a parlare di coronavirus perché è rientrato nella sua casa a Polpette di Ponte nelle Alpi, ora si trova in isolamento. Il giovane studente di 23 anni tirocinante in Cina che però non presenta i sintomi da coronavirus. La mamma Donatella ribadisce non è stato obbligato a rientrare. Sentiamola. Gli stavo facendo uno stage, un tirocinio presso il consolato italiano lì in Cina e naturalmente è stato consigliato appunto dalla console, cioè non era obbligato, è stato solamente consigliato di rientrare. La mamma di Davide Barattin, lo studente di 23 anni di Polpette di Ponte nelle Alpi, lo specifica. Davide non è stato obbligato a rientrare in Italia, ha seguito il consiglio e da giovedì è a casa. Davide era partito lo scorso 10 gennaio per un tirocinio di 3 mesi al consolato italiano di Jiangsu in Cina, a 850 km da Wuhan, epicentro dell'epidemia causata dal coronavirus. Nei suoi 20 giorni di permanenza in quella città, il giovane, che studia relazioni internazionali all'Università di Firenze, si è trovato in piena emergenza. Davide non presenta alcun sintomo e sta bene. È partito che stava bene, sta bene tuttora e naturalmente per precauzione gli porto una mascherina perché io comunque da genitore ho contattato il reparto malattie infettive qui di Belluno, ho parlato con il virologo e gli ho detto per buon senso tutti, rimarrà dentro a casa 15 giorni. Stamattina, durante il punto stampa convocato dal presidente della regione Luca Zaia alla presenza dei direttori generali delle ULSS del Veneto, è stato anticipato il contenuto della circolare del Ministero della Salute che revoca l'obbligo dell'isolamento delle persone rientrate dalla Cina in assenza di sintomi. Insomma, no a quarantene forzate se si sta bene. Ai cittadini, ha detto proprio questa mattina a Belluno il ministro Federico D'Incà, dico di non farsi prendere dal panico. Questa è una sfida molto importante, ma il nostro paese è pronto e preparato. Penso che la popolazione abbia paura a prescindere, però leggendo è meno pericolosa ad esempio della SARS. Lei teme il coronavirus? No, decisamente no. Oggi a Belluno, giorno di mercato, tra i banchi molti quelli gestiti da cinesi che in questi giorni sono protagonisti di episodi poco edificanti. A una giovane nata in Italia abbiamo chiesto se ha notato un cambio di atteggiamento della gente nei suoi confronti. Gente che non conosco, quindi del loro parere non mi importa particolarmente. L'avete visto nel servizio, il ministro per i rapporti col Parlamento Federico D'Incà, che oggi ha fatto seconda tappa nelle scuole bellunesi. I giovani sono importanti, sono il futuro del nostro paese, in provincia di Belluno ancora di più, visto il forte calo demografico. Occorre parlare con i giovani, discutere, vedere le loro competenze. Tappa all'Istituto Tecnico Industriale Segato di Belluno, sui banchi del quale si è formato il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, prima della laurea in economia e commercio. L'occasione è stata la presentazione alle più importanti aziende bellunesi del settore della metalmeccanica dei lavori eseguiti dagli studenti nell'ambito del progetto GeoMec, Giochiamo con la meccanica. È un'iniziativa importantissima perché prepara i nostri studenti ad affrontare le grandi sfide internazionali del digitale, dell'innovazione tecnologica, che effettivamente farà la differenza per il loro futuro e per il futuro di noi tutti. Nell'aula magna sono stati esposti i prototipi degli elaborati, dalla riprogettazione del rover, il veicolo automatico pilotato a distanza inviato su Marte per una delle missioni di esplorazione del pianeta, alle stampanti 3D, fresatrice e macchina per il filamento da stampa ottenuto riciclando materiali plastici. Un momento qualificante per la scuola, che ha imparato a dialogare in modo diverso con i ragazzi sempre più social, ma che dimostrano di stare
restare con i piedi per terra. Raccogliere anche i loro pensieri, ma di trasmettere anche la forza e la bellezza di poter avere perseveranza e tenacia per ottenere grandi risultati nella vita, perché si può fare un percorso importante, si può avere anche delle caratteristiche di intelligenza propria, ma poi ci vuole perseveranza e tenacia sempre. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Benvenuti al meteo. Domenica della Candelora con tempo tutto sommato stabile, stando quindi al famoso detto popolare, l'inverno dovrebbe ormai avviarsi verso la fine, staremo a vedere. Il dettaglio del 2 febbraio. Sul Veneto cielo grigio e nuvoloso dappertutto, vedete, con foschie e nebbie anche fitte in pianura ma anche sulle vallate alpine. Attenzione quindi alla riduzione della visibilità che spesso sarà anche persistente. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi invece fino a 11 gradi. Uno sguardo ora al Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà coperto dappertutto ma in genere senza precipitazioni associate. Temperature minime fino a 9 gradi, massime invece fino a 13 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza nuvoloso, solo con qualche schiarita più soleggiata nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime invece tra 12 e 13 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.